Eccoci qua, ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda l'informazione su Friuli TV con il nostro speciale dedicato a Mixed, gli aggiornamenti della politica che accadono in Friuli Venezia Giulia nell'ultima settimana. Già collegato con noi, lo vedete già pronto, Enzo Cataruzza, al quale do il buon pomeriggio e il ben ritrovato, Enzo. Ciao a te, ciao a tutti, mandi. Bene, allora Enzo, bene fino a un certo punto, perché ci sono importanti novità, no? Possiamo dire che mentre da una parte alcuni organi di informazione cercano un po' di coprire i malumori interni al governo, tirando fuori altre Elezioni cose, in corso. dall'altra invece c'è un po' di campagna ben specifica, già partita in quarta, per quanto riguarda il modo di denigrare il lavoro del governo in Friuli, si chiama informazione, ma io lo chiamo denigrazione. Però la realtà dei fatti è che c'è un vero e proprio temporale, una sorta di piccola grandinata all'interno della maggioranza di governo, intanto a livello nazionale un forte raffreddamento tra la Salvini e la Meloni nelle ultime ore, e anche qui in Friuli Venezia Giulia, insomma, qualcosa, come dice a Trieste, in assi, no? Cioè il problema grave è quello dell'immigrazione che è scoppiata in tutta Italia e quindi Salvini sta cercando di ritornare alla pariglia capisce Ecco, bene come hai che nominato, ecco, vediamo se ritorna Enzo. Ecco, il bello della tutti. diretta è proprio questo: ogni volta che tu nomini un particolare personaggio va via la linea, non so perché. Si vede che c'è Chissà come qualcuno mai. dietro le quinte. Allora, torna a te Beh, per parlare insomma di questa cosa. ma fatto sta che Salvini cerca di tornare alla pariglia un po' alla Meloni perché cerca appunto a svuotare quello che può Fratelli d'Italia, perché appunto lui è stato svuotato a sua volta, e poi si dice che il problema dell'immigrazione in questo momento Salvini va tra virgolette a nozze perché comincia a puntare il dito contro la regia di Palazzo Chigi, dove dice praticamente che la questione di Tunisi è scoppiata, ormai l'accordo non serve a niente, dice blocco navale, insomma, tutte quelle parole d'ordine che in campagna elettorale avevano fatto scalpore, che avevano dato appunto questo grande consenso alla Premier. La Premier in questo momento ha qualche fastidio, diciamo, perché ha la questione dell'immigrazione, dove Salvini dice che è un complotto ardito contro l'Italia e il governo praticamente va alle strette, bisogna rimettere i decreti di sicurezza più forti addirittura di quando c'era lui. Poi c'è la questione Draghi che sta ben contenta che nomina naturalmente è stata fatta a Bruxelles e quindi mentre Salvini dice no, Draghi, non so come mai, la competitività è sempre stato un dossier della Lega, per cui insomma cosa c'entra lui e per cui questo è un altro problema. Poi c'è la legge di bilancio dove la Meloni dice che non ci sono soldi, esistono però delle priorità per i poveri, per il lavoro, per le famiglie e basta. Tutto il resto viene rimandato perché dice noi dureremo 5 anni. Salvini però dice ancora vuole condoni, vuole che le pensioni naturalmente tornino un momentino a cancellare la legge Fornero, ma non sarà possibile, dice di far cassa con i condoni e poi ci sono le alleanze europee. Il vero problema delle alleanze europee è questo. Meloni ha lavoro con conservatori, lei naturalmente è leader europeo, conservata est e anche qui ha fatto un buon accordo, però il problema è quello di conquistare l'Europa con un'alleanza con i popolari ma mai con i socialisti, ma questo io vedo una strada molto molto difficile, molto molto complicata. Salvini invece vuole prendersi il posto che la Meloni lascia, cioè le destre. La Meloni si sta piano piano spostando verso un centro, compatibilmente a quello che conoscevamo il centro di prima, ma adesso un centro moderato, un po' più pragmatico. Le destre devono stare unite anche in Europa, dice Salvini. Solo uniti possiamo archiviare un'Europa di burocrati e di incapaci. Quindi torna ad attaccare l'Europa, dice che è stata tradita. Quindi il cavallo della Lega è partito e naturalmente è evidente che Draghi, che è un europeista, l'ha fatto capire mille salse. Qui l'Europa deve essere
lo sfondo per tutti quanti. E la Certo. Meloni in questo Senti, a momento proposito, hai sta detto una cercando parola, questa... sì, hai detto una Sì. parola particolare, Draghi. Ecco, secondo te questa new entry, diciamo così, di Draghi nelle ultime ore per quanto riguarda importanti ruoli nel sistema dell'Unione Europea, potrebbe in un certo senso rimettere sia in careggiata quello che è la linea programmatica non ufficiale del governo Meloni e in un certo senso anche raffreddare subito le velleità di Salvini? Beh, io penso che Draghi è proprio come dice il nome, un drago, perché lui è molto ascoltato in Europa e molto ascoltato anche a livello mondiale. E lui è un grande atlantista, naturalmente l'accordo Europa-Stati Uniti passa anche per la sua persona, tra le altre anche per la sua persona, perché è ritenuto un numero uno in fatto di economia. E proprio oggi abbiamo visto che la Lagarde ha aumentato ancora il tasso di interesse, una cosa molto più sta il malato muore. Quindi il problema economico noi ce l'abbiamo, il patto di stabilità dovesse rimanere come prima del Covid sarebbe per noi un problema enorme e quindi è evidente che Draghi potrebbe essere la persona che chiama al raduno tutti gli italiani, Gentiloni compreso, a cercare di dare una mano al paese, perché non dimentichiamo, comunque lui è un grande italiano, ha dimostrato di essere un grande italiano, e per cui serve pazienza, la soluzione per l'Europa è anche vicina, e darà una mano anche alla questione. In pratica sta cercando di riordinare quello che è l'idea un po' che sta passando in Europa. Si Chiaro, dice che i chiaro. conservatori potrebbero agganciare i popolari e insieme ai liberali formare una nuova alleanza. La vedo molto complicata perché al nord Europa noi sappiamo che ci sono degli estremisti molto potenti e che non vedono di buon occhio questo nuovo accordo, no? E noi vediamo che in questo momento c'è una tempesta che verso il nostro paese è palese, no? L'Austria chiude i fronti, la Francia chiude i fronti, la Germania chiude i fronti, quasi a dire voi avete fallito il programma, insomma, no? Quindi è un attacco al Ma governo vero secondo e te, proprio. senti, secondo te questa operazione da parte dell'Europa di chiudere i confini è un chiaro messaggio per dire attenzione cari populisti, cari sovranisti, fate pure i galletti, però se noi vogliamo vi chiudiamo dentro il recinto, insomma. E questa, diciamo così, che le lobby, diciamo così, progressiste sono molto forti in Europa perché hanno in mano, diciamo così, i punti nevralgici del sistema. Quindi io penso che Giorgia Meloni dovrà in qualche modo andare a patto con questi nuovi Della scenari serie, perché abbiamo... permetti Enzo, della serie, un po' parafrasando il Marchese del Grillo, io sono io, voi non siete, tanto per essere chiari, Beh, no? certamente la lobby è molto forte, insomma, la paura che la Meloni scardini un po' tutto il sistema c'è, si vede, insomma, anche a occhio nudo, insomma, anche i cittadini non lo possono capire, però è evidente che in questo momento la questione economica nostra è talmente forte che ci mette un po' le corde, quindi dovremmo un po' fare sistema e anche lei dovrà cercare di vincere in alcuni posti e di lasciar perdere in altri. Certamente Certo. qui il convitato di pietra per tutti è la Lega, cioè la Lega che non vuole stare nel sistema. Quindi l'alleanza europea è un conto, l'alleanza diciamo così nel governo nazionale è un altro. Poi non sottovalutiamo anche quello che ha detto il ministro degli esteri Tajani, il quale fa parte del progetto. Tajani dice mai accordi con la Le Pen e mai accordi con gli estremisti tedeschi, perché lui in pratica sotto sotto aspira a lasciare il governo, tant'è che la Meloni lavora, ma qualcuno dice che fa politica, ma io penso che è un'opzione possibile dove Tajani potrebbe essere il prossimo presidente della Commissione europea, quindi se ne va dal governo, il governo ha un impasto notevole e qui la Lega potrebbe farla anche da padrona dicendo boh, ti lascio andare. Quindi praticamente sono questioni tattiche che dovrebbero assumere anche soluzioni strategiche nel tempo se tutti Certo. i attori sono responsabili, perché altrimenti non si può rovesciare sul paese una crisi di maggioranza, perché la maggioranza dice è fissa per 5 anni, tutto quello che vogliamo, però diciamo che c'è un po' di scricchiolio, no? E questo scricchiolio si vede a riverbero anche a livello
regionale. Non dimentichiamo che qui Salvini ha vinto il congresso della Lega e il nostro presidente Fedriga non ha vinto il congresso della Lega, perché tutti gli uomini, non solo, rimarco che anche l'assessore Zilli, che è una potente della Lega, non è stata eletta nel congresso provinciale. Quindi c'è un po' di fibrillazione, no? A tutti i livelli. Perché? Infatti mi hai anticipato un po' l'ingresso della domanda, perché vediamo che ci sono un po' di marette a livello locale, no? Anche in vista, lasciamo stare in vista delle elezioni, che sia amministrative, insomma, che per quanto riguarda le europee, ma soprattutto permettimi di dire il caso Grado, no? Il caso Grado che è esploso all'improvviso con questa frizione proprio vera e propria tra la Lega da una parte e Fratelli d'Italia dall'altra, no? Dove c'è una sorta di mezzo sistema applicato con il catenaccio e, se vogliamo, anche una zona pura, no? È una vera e propria guerra psicologica a tutti gli effetti. Beh, ma è chiaro che Fratelli d'Italia vuole riprendersi Grado, non ha fiducia nel sindaco attuale, che peraltro io conosco, una brava persona, per cui evidentemente magari i sistemi non collimano, e quindi al limite potrebbe anche staccare la spina e dice andiamo al voto perché noi abbiamo i sondaggi e tutte queste storie qua, no? Però alla fine di tutto le amministrative sarà un altro film, perché nei comuni io vedo che sono possibili più alleanze, per cui qui la questione la vedremo più avanti, nei fatti, concretamente fra qualche mese. Anzi, infatti, se permetti, molto spesso ci sono questi paragoni abbastanza errati, no? Quando si fanno i calcoli dicendo che le europee in un certo senso e le politiche viaggiano, possiamo dire, a braccetto, perché il sentore è quello, però già con le regionali, addirittura andando nelle amministrative locali, la situazione può tranquillamente cambiare, dove magari un partito di maggioranza alle europee prende il 60%, addirittura il 70%, però la coalizione del sindaco che si oppone allo stesso candidato del partito vincente vince con numeri bulgari, no? Dove tutto può cambiare in qualsiasi momento. Poi scattano i meccanismi anche locali, insomma, no? Certamente è da dire che la questione nazionale avrà un riverbero, perché io non escludo che la Meloni vada fino in fondo, anche mettendo in crisi il sistema, cioè non il governo, ma tornare a dare le carte un po' all'interno del governo, perché lei comunque ha la possibilità di farlo, e comunque è una persona molto determinata, e abbiamo visto, insomma, che va fino in fondo, non fa calcoli. In questo momento tu vedi più forte, senti, in questo momento tu, a un anno di distanza per quanto riguarda le elezioni politiche nazionali, no? Perché tra qualche giorno passa, come si dice, il primo anno di questa nuova maggioranza, vedi più forte la Meloni o Fratelli d'Italia a livello nazionale e anche a settore a livello locale? Senz'altro tira, perché è un brand molto importante, no? Però tu mi segni che a livello locale avremo un momentino un report di quello che gli eletti hanno fatto fino adesso, no? Perché dopo un anno io vedo che la giunta attuale, cioè Fedriga 1 non è Fedriga 2, e si va un momentino con un silenziatore, insomma, piano piano. Come dicevo l'altra volta, ci sono 3-4 punti importanti sul tavolo, e poi c'è anche la guerra psicologica all'interno per contare un po' di più. Certamente Fratelli d'Italia non riesce ancora a dare la sterzata alla giunta, anche perché Federica è molto forte, ha le idee molto chiare, e nonostante tutto, insomma, cercano un po' una via di mezzo, ma ancora non abbiamo visto questioni molto marcate. Ecco. C'è da dire anche che a livello di imprenditoria c'è un fatto, insomma, che ormai è palese, dove la Camera di Commercio regionale torna ad essere quella di prima, con D'Apozzo che resta in sella, con Agrusti che ha uno share, diciamo, possiamo dire che è quello che ha la maggioranza relativa, perché ha saputo in maniera molto intelligente interagire con una rete di rapporti molto stabile. E io credo che anche nel rinnovo dei quadri di Confindustria potrebbe giocare un ruolo molto importante. Poi sullo sfondo rimane sempre Udine, che cerca di trovare la quadra per entrare, come nel Palio, no, di Siena, in fondo ai canepi sta cercando di entrare in partita. Ma questo lo vedremo, perché vediamo se... Però ricordiamoci che nel Palio di Siena è fondamentale sia il fantino che il cavallo.
Esatto, esatto. E poi bisogna vedere se il patto istituzionale che il sindaco De Toni ha proposto a Federica andrà avanti o meno. Non solo, ma anche qualora Federica lo volesse, se la maggioranza asseconda questo piano. Certo, Insomma, c'è da capire. noi sappiamo che qui abbiamo tanti problemi avuti, come dappertutto. Io penso che la regia regionale deve essere così intelligente di amministrare, perché le politiche è un'altra cosa, sono lontane, le regionali sono lontane. E poi bisogna vedere, per chiudere, anche i candidati alle europee. Io butto lì due nomi, tanto per così. Fratelli d'Italia potrebbe mettere in campo Ballock, ma anche Forza Italia potrebbe avere un cavallo di razza e potrebbe essere anche l'attuale assessore alla protezione civile, alla sanità, perché mi pare che in qualche modo potrebbe essere della partita. Naturalmente si parla a sinistra di un ritorno della Serracchiani, ma quello che dico sono solo dei rumors, dei pourparlers, quello che sentiamo, quello che parliamo fra colleghi, una cosa, sono cose così, insomma, no? Però sono dei settori. Quando si parla qualcosa certamente esce. Poi vedremo, insomma, questo potrebbe essere un gossip, ma io penso uno dei tre andrà. Insomma, queste sono le dichiarazioni rilasciate oggi da Enzo Cattaruzzi per quanto riguarda, insomma, la settimana in cronaca politica in Friuli, Venezia Giulia, spaziando, come abbiamo detto, dalla situazione per quanto riguarda la maggioranza in Italia, in attesa di capire cosa succederà nell'opposizione, perché ricordiamo, Enzo, ci saranno anche i congressi per quanto riguarda il Partito Democratico a livello diciamo, regionale e locale. No? La Conti a Trieste e Lenarduzzi, diciamo così, nella zona friulana, insomma, il sindaco di Ruda e diciamo così il pupillo e la pupilla della SLEG. Audi mi pare che ha già trovato una soluzione. Ponendo, poi Lenarduzzi, che diciamo così è l'espressione di Bonaccini, quindi degli amministratori, diciamo così, quelli un po' più moderati. Dall'altra pianta abbiamo la Schlein, che punta su questa Conti, e in qualche modo vedremo se sarà possibile un sorpasso. Credo che Lenarduzzi, diciamo così, non dico che in vantaggio, ma votano solo gli iscritti questa volta, non votano gli esterni, quindi potrebbe cambiare il trend nazionale, non potrebbe essere diverso qui rispetto a quello che abbiamo visto qualche mese fa. Insomma, ecco. E secondo te, poi chiudo, nel caso in cui a livello nazionale, nei vari circoli regionali e locali ci fosse una sorta di maggioranza diversa rispetto a quello che è la direzione nazionale, anche la stessa politica della Schlein potrebbe cambiare? Ma potrebbe cambiare, deve tener conto, insomma, quello che viene dei voti che c'è, che può brandire, diciamo, la spada e tagliare la testa a destra manca, deve tener conto che il partito, qui magari in Friuli, ha un'altra visione rispetto alle sue visioni, che sono troppo radicali, sono viste un po' velleitarie per il momento, anche se le battaglie potrebbero essere anche giuste, quello del salario minimo. Poi abbiamo sentito Bonomi oggi che dice che il salario minimo per gli industriali non basta, bisogna cambiare strategia. Quindi voglio dire, è stato bocciato già questo progetto dagli imprenditori e questo non è poco, non si può andare contro vento, insomma, ecco. Bene, grazie Enzo, grazie a voi gentili amici e amiche per la visione all'ascolto, che ci avete insomma ascoltato e soprattutto avete capito quelle frasi particolari che l'amico Enzo ha lanciato, quei messaggi per capire meglio cosa sta accadendo a livello nazionale, a livello locale. Sicuramente da una settimana parleremo probabilmente sempre con gli occhi puntati, le orecchie puntate su Roma e Trieste a livello politico, e qualcosa sicuramente potrebbe anche cambiare, perché come sempre in politica tutto quello che si dice adesso fra 5 minuti è l'esatto contrario, ma noi vigileremo come nostra abitudine e consuetudine. Grazie ancora a tutti voi, termina qui lo spazio dedicato alla politica, torneremo come sempre venerdì prossimo, stessa rete, stessa ora. L'informazione invece su friulitv.net continua con gli aggiornamenti di cronaca dal Friuli Venezia Giulia, come si dice dalla lontana provincia dell'impero.
grazie anche a internet, come sempre più ballerino, mentre noi parliamo di evoluzione, eccetera, però le linee internet sono sempre come i tempi di Marco. Questo è un problema Caco. anche del nostro Grazie, ecco, che un po' rispecchia quella che è la realtà, mentre la Slovenia viaggia a cavallo ma spedito, come si dice in questi casi. Grazie ancora, Mandi, alla prossima. Ciao.